Qui con mister Giacalone e Gianluca Perdichizzi, autori di un'altra grande vittoria, i ragazzi del 3M contro il Città di Canicattì. Una gara, mister, dominata forse per 20-30 minuti, poi alla fine una flessione che ci può stare con un risultato che sembrava già essere agguantato. Il Canicattì ha provato fino all'ultimo a mettere la gara in bilico, però non è bastato. Altri 3 punti importanti per la corsa ai playoff. Sì, buonasera. Abbiamo peccato molto di cinismo sotto porta, abbiamo creato circa una trentina di palle sotto porta e solo 3 a segno non va bene, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, più cinici, però devo dire che oggi hanno giocato di nuovo tutti, posso dire che chi è entrato ha fatto il suo, quindi sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo recuperato un punto sui primi 2 avanti, visto che il Palermo ha perso, siamo a 6 punti dal Palermo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche punticino ancora in fase playoff. Gianluca, tu oggi hai visto i compagni alla panchina, nonostante questo li hai incitati dal primo all'ultimo momento, una nuova avventura per te, sei entrato a stagione in corso, però già sei ben messo all'interno dei meccanismi di squadra. Sì, ho un mesetto, sono già qua, mi sono ambientato abbastanza bene. Per quanto riguarda la partita di oggi, sapevano non era facile, perché comunque loro hanno fatto 3-4 acquisti a gennaio e quindi cercano punti per salvarsi e quindi sapevamo che non era facile. Abbiamo avuto, come dice il mister, un bel po' di occasioni, non siamo stati bravi a concretizzare. Penso che ci dobbiamo lavorare in settimana perché comunque abbiamo un'altra partita tosta che è a Figarazzi, in quel campo che è pure piccolo, e quindi dobbiamo lavorare su questo.